Assessore Vettoretti, si parla di una città in cui alcuni negozi stanno chiudendo, ma quali sono i dati ufficiali del comune? Sì, purtroppo anche noi in comune a Treviso, nella città di Treviso, subiamo quello che è il problema, diciamo, dell'acquisto online e la flessione sul potere d'acquisto della cittadinanza, quindi non si può negare che una sofferenza ci sia anche nella città di Treviso, però poi sono i dati a confortarci, anche perché i dati ci raccontano che tutto sommato il commercio tiene a Treviso. Certo è un po' cambiata la merceologia, l'offerta merceologica, noi vediamo che a differenza del commercio classico ci sono più attività dedicate a quella che è la cura alla persona, alle nuove esigenze anche legate, diciamo, a tutto quello che è il mondo animale, tanto caro insomma a tutti noi, e poi anche l'approdo dei grandi marchi, quindi Treviso tutto sommato tiene perché è una città sempre attrattiva. Treviso è anche una città molto bella, molto ospitale, questo lo sappiamo, e poi anche grazie proprio a questo aumento del turismo, del turista, aiuta anche questo ad avere, diciamo, i nuovi acquirenti oltre alla cittadinanza. Quindi ci conforta e anche ci dà una speranza. Io voglio anche sottolineare che il fatto di una Treviso che tiene è anche grazie alla professionalità, all'impegno, alla devozione che hanno per il loro mestiere, il loro lavoro, i nostri commercianti, perché anche questo non è da sottovalutare, il loro ruolo importante, perché i nostri commercianti sono dei grandi professionisti della vendita e del commercio, e anche questo ci aiuta moltissimo. Dopo, sicuramente da parte nostra, amministrazione comunale, essere vicini a loro, lo facciamo in sinergia con molti progetti che stiamo portando in campo con le associazioni di categoria. Poi il sindaco, l'amministrazione, come sappiamo, ha voluto proprio anche con questo nuovo regolamento dei mercati cittadini dare un nuovo brand alla città e al commercio di Treviso, partendo proprio dal mercato, per quello che è la qualità del prodotto venduto, il decoro, quindi l'attrattività, perché noi sappiamo che i nostri due mercati cittadini, ma anche quelli rionali, portano un grande afflusso di persone, di acquirenti per tutta l'attività commerciale della città. Quindi anche per noi è la grande sfida. Perché? Perché il commercio non è solo vendita per una città, è anche un aspetto sociale molto importante. Il negozio di vicinato è una grande presenza sociale, perché è una presenza sia per la sicurezza ma anche per quella che è la condivisione delle ciacole. Noi sappiamo a Treviso è una nostra caratteristica in tutto il Veneto, quindi per noi il focus è totale su quello che è l'importanza, la presenza delle attività commerciali sul territorio. Quindi noi ci stiamo davvero impegnando a 360 gradi per questo supporto, perché il commercio a Treviso innanzitutto tenga in questo momento difficile e anche si possa rinnovare e adeguare a quelle che sono le nuove esigenze appunto della richiesta.